Siamo molto contenti, ci conforta la pronuncia del Consiglio di Stato. Così il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, commenta il parere del Tribunale che si è espresso ieri sulla legge vaccini dopo il ricorso della Regione Veneto. La Lorenzin si dice poi ottimista anche per la sentenza della Corte Costituzionale, prevista a novembre. Un pronunciamento, quest'ultimo, atteso sperando in esiti diversi da quelli del Governo anche dal Presidente Zaia, che dopo la decisione del Consiglio di Stato aveva commentato «rispettiamo le conclusioni, il parere lo avevamo chiesto noi». Dibattito che non lascia indifferenti le famiglie, chiamate direttamente in causa, e sono soprattutto i genitori ormai denominati Novax a commentare oggi così i provvedimenti della Regione Veneto. Qui vedo l'assenza totale della Regione personalmente, cioè questi ricorsi sono secondo noi specchietti per le allodole, questi ricorsi servono a poco o nulla. La Regione che abbiamo, dove abbiamo più bambini fuori da scuola, penso che abbiamo almeno 500 bambini fuori da scuola, naturalmente stiamo parlando di scuole materne e nidi, più un'altra serie che addirittura non stanno neanche, hanno ritirato direttamente i bambini. E così le famiglie che hanno visto i figli respinti da nidi e materne o che di loro spontanea volontà hanno ritirato i bimbi da scuola si stanno organizzando in forme di homeschooling. Mi fa piacere che i genitori si stanno organizzando e stanno creando qualcosa di alternativo alla scuola materna e al nido. Nel Vicentino tantissimo, nel Trevigiano tantissimo, nel Veneziano tantissimo. E a proposito di Novax, il legale del dottor Roberto Gava, radiato dall'Ordine dei Medici per la sua posizione sulle vaccinazioni, hanno presentato ricorso alla commissione ministeriale, provvedimento che di fatto sospende la radiazione.